18 anni appena compiuti e uno sguardo che colpisce. Divisa tra il sogno di laurearsi in ostetricia e quello di debuttare nel cinema, la carnica Tina Covassi sarà tra le 100 più belle a contendersi la fascia di Miss Italia. A Tina, Miss Friuli Venezia Giulia 2008, una bella soddisfazione per te. Sì, una bella soddisfazione, 2 giorni che mi sto rendendo conto perché al primo impatto non riuscivo a rendermi conto di cosa stava succedendo, una nuova emozione e vedremo cosa succederà. Da quanto tempo è che hai iniziato a partecipare a concorsi o sfilate? Ho iniziato l'anno scorso con l'agenzia GRP, ho iniziato per scherzo come un gioco e quest'anno ho provato con con Miss Italia e ho potuto partecipare e eccomi qua. A proposito di Miss Italia, questo titolo ti darà la possibilità di partecipare alle selezioni di Salso Maggiore Terme, c'è già un po' di emozione immagine, e quando è prevista la partenza? La partenza è prevista per martedì 26 e dobbiamo trovarci alle 2 a Salso Maggiore e da lì inizieranno le prove che dicono che è molto dura e speriamo che sia, insomma, non... Da questa esperienza che cosa ti aspetti? Spero che sia un'esperienza positiva e spero di divertirmi molto e la prenderò come un gioco sicuramente. Ti sei già posto un obiettivo? No, nessun obiettivo. Prendo le cose come vengono, non mi piacciono le cose programmate. La famiglia ti è stata vicina? Adesso faccio la domanda alla mamma magari, quando hai iniziato a sfilare e a partecipare ai primi concorsi? Sì, come già diceva lei, abbiamo iniziato per scherzo e quindi abbiamo preso man mano che andavano avanti le proposte che ci venivano fatte e qualche volta sono stata io a spronarla, nel senso che penso che queste esperienze ti facciano crescere comunque a livello personale. Poi sinceramente all'elezione di Miss Friuli c'è stata tantissima emozione, anche perché da genitore non ci si aspetta comunque che un figlio arrivi tanto in alto, comunque siamo arrivati già in alto, no? È molto felice anche il nostro paese che comunque ci dà tante soddisfazioni, perché oltre che per la Carnia e Ovaro, che è già stato in festa per il periodo del Giro d'Italia, sembra di vivere un'emozione simile comunque. Moda, spettacolo, cinema, televisione, hai già qualche obiettivo davanti a te? Mi piacerebbe cinema.